tangenziale a Treviso, spazientito per la coda, automobilista cinquantenne sorpassa e blocca la vettura che lo precede con a bordo una trentenne, la donna aggredita e insultata, lui fugge, lei terrorizzata. 7 giorni di prognosi per la vittima dell'aggressione, ancora sotto shock, la donna ha presentato denuncia alla polizia, le sue parole: ho avuto paura di morire, nessuno si è fermato ad aiutarmi. Il 23 giugno 2021 l'omicidio di Elisa Campeola, 35enne di Pieve di Soligo, massacrata da Fabrizio Biscaro mentre prendeva il sole in riva al Piave a Moriago. Oggi in sua memoria posizionati una targa e un cuore di fiori. Taglia l'erba sotto il sole, il 78enne colto da malore nel Coneglianese, grave in ospedale, resta critica anche la 70enne accasciatasi ieri sulla panchina a Cappella Maggiore. Drammatico infortunio a Sarmedi, 57enne titolare di una ditta scavi schiacciato dal rullo compattatore sul quale stava lavorando e grave in ospedale. Dolore e lacrime per la bimba di 9 anni morta ieri, 3 giorni dopo lo schianto in auto a Fagarè, le parole del papà dimesse dall'ospedale, la sorellina e la mamma. È morta a soli 5 anni dopo aver lottato contro un tumore. La morte della piccola Sofia colpisce Scorzè, dove abitava, e Zero Branco, dove la mamma lavorava in comune. Domani mattina i funerali. Potrebbe slittare a fine estate l'installazione delle barriere al Parc dal Negro, dove permane una situazione di degrado. Conte a breve l'incontro con il prefetto. Era stato chiuso dopo l'aggressione di un volontario. Dopo 40 giorni ieri sera ha riaperto il refettorio della Caritas, sorveglianza privata per garantire la sicurezza. Questa mattina la discussione della tesi dei primi 11 laureandi del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella sede di Treviso, una scommessa nata 6 anni fa. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli. Ed ora la cronaca, lo avete sentito, ha vissuto attimi di terrore. Una giovane donna che è stata aggredita con insulti e percosse in tangenziale a Treviso, l'aggressore è fuggito. Io come donna adesso ho paura, e se io mi fossi trovata su una strada magari di campagna, avessi preso un'altra strada, cosa avrebbe fatto? Mi avrebbe uccisa? Ha temuto di morire per le violenze verbali e fisiche subite una giovane professionista che stava iniziando la sua giornata lavorativa verso le 6:30 percorrendo un tratto della tangenziale di Treviso. Mi dovevo immettere sul tangenziale, ma non riuscivo in quanto arrivavano delle macchine e quindi io dovevo dare precedenza giustamente a queste macchine. E niente, praticamente succede che una macchina dietro di me inizia a suonare con insistenza perché voleva che io mi mettessi sulla tangenziale. Inutili sono stati i suoi gesti con l'invito ad avere pazienza. La scena, frequente soprattutto nelle ore di punta, diventa drammatica pochi attimi dopo, appena entrambi i veicoli riescono a immettersi nel traffico. E lui si è affiancato sulla carreggiata di sorpasso, sulla sinistra, però non mi sorpassava, ma tendenzialmente con la sua macchina cercava di venirmi addosso, facendomi dei gesti, dicendomi robe, e io per non prenderlo, cioè per fare in modo che lui non venisse su di me con la macchina, mi sono spostata varie volte sul guardrail praticamente, però sì, andando anche un po' fuori strada. In sostanza poi riesce a tagliarmi la strada, ovvero sorpassarmi, inchioda, freno anch'io. È qui che scatta una violenza insensata da parte di un uomo sulla cinquantina. Invece verso il mio veicolo non riesco a chiudere il finestrino e qua praticamente in sostanza mi tira i capelli, mi sputa e mi prende a schiaffi. Mi ha colpita sul viso, cioè perché mi ha preso i capelli inizialmente. Poi ha cercato di darmi, cioè mi ha dato uno schiaffo. Io cercavo con le mani di difendermi per quello che potevo, e poi mi ha iniziato a sputare. La donna rimane sotto shock per diversi minuti prima di riuscire ad arrivare al pronto soccorso del Cafoncello, dove viene curata con una prognosi di 7 giorni. All'aggressione hanno assistito in tanti, ma nessuno si è fermato. No, nessuno. Suonavano e basta. Una denuncia è stata presentata alla polizia, che ora verificherà le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire alla responsabile. 5 anni fa il brutale omicidio di Elisa Campeol, massacrata a coltellate da Fabrizio Biscaro. Oggi il suo paese ha voluto ricordarla.
Coltiva bellezza nel cuore e lasciala fiorire nel mondo. Una frase che racchiude il dolore, ma anche la dolcezza di Elisa Campeol, la 35enne massacrata dal 40enne Fabrizio Biscaro il 23 giugno 2021. Sono trascorsi 5 anni da quella mattanza che sconvolse tutti. Il comune di Pieve di Soligo, dove abitava la donna, ha voluto ricordarla al Parco del Donatore con un cuore fatto di fiori ed una targa con parole che impongono silenzio e riflessione. Parole suggerite dai genitori di Elisa, piegati da un dolore troppo grande che il tempo non può e non riesce a lenire. Rimane il sorriso disarmante di Elisa che amava la vita. Siamo qui per testimoniare la vicinanza, in questo caso a tutti i familiari, a tutte le donne e soprattutto a testimoniare che Pieve di Soligo c'è nel ricordo. Una messa al Duomo per ricordare Elisa, una comunità che si unisce ancora una volta in un abbraccio immenso verso la famiglia per ricordare una loro concittadina strappata alla vita da una violenza che non può e non deve essere accettata. Era il 23 giugno 2021. Elisa aveva deciso di trascorrere qualche ora di relax e andare sul Piave a prendere il sole all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia. Ed è qui che inconsapevolmente la donna ha incontrato la furia omicida del suo assassino. Biscaro l'ha colta di sorpresa alle spalle e l'ha massacrata con 20 coltellate. Poi le ha tagliato una parte dell'orecchio sinistro. Ad assistere al massacro 2 persone, padre e figlio, la cui presenza ha messo in fuga il 40enne. Tardi per Elisa, morta sulle rive del Piave, vicino all'acqua del fiume sacro, dove voleva solo trascorrere una giornata di tranquillità. Elisa, scelta a caso dal suo killer. La Corte d'Appello di Venezia nel luglio 2025 ha confermato la condanna a 25 anni di reclusione per omicidio volontario nei confronti di Fabrizio Biscaro. La sentenza ha riconosciuto l'imputato capace di intendere e di volere al momento del fatto, capace di uccidere una donna senza una motivazione, una donna che non conosceva, ma solo per il gusto di uccidere. Elisa non verrà dimenticata, un cuore, una targa e il pensiero di quanti la conoscevano in questo parco che lei frequentava ed amava. Un 78enne è ricoverato in osservazione al pronto soccorso di Conegliano per un colpo di calore. L'anziano si è sentito male mentre, nonostante le elevate temperature, stava tagliando l'erba nel prato di casa. Soccorso è giunto in ospedale con una temperatura corporea di 41 gradi. Sono stabili invece le condizioni della 70enne ricoverata ieri sera in rianimazione sempre nel nosocomio di Conegliano, anche lei per un colpo di calore. L'anziana era seduta con un'amica da qualche ora su una panchina in un parco pubblico quando si è accasciata facendo scattare i soccorsi. Infortunio in un cantiere a Sarmede per un 57enne di Godega Sant'Urbano schiacciato da un rullo compattatore. Mettevano i loro macchinari, il deposito del materiale così, ma adesso avevano finito, dovevano finire di mettere a posto, insomma. Schiacciato da un rullo compattatore per l'asfalto, non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata al 57enne titolare di un'impresa di scavi e movimento terra. Le cause del ribaltamento ancora al vaglio degli inquirenti. L'incidente in un terreno di proprietà di un residente utilizzato dall'impresa di scavi che da mesi lavorava nella piccola frazione incastronata nelle colline di Sarmede, in via Guicilio da Montanara a Borgo Marin. Avevano finito di lavorare alla rete fognaria nell'ambito di un cantiere di Piave Servizi e del comune di Sarmede per la riqualificazione della piazzetta della frazione del borgo e stavano sistemando i macchinari e il terreno utilizzato per il loro deposito. L'imprenditore, dalle prime ricostruzioni, pare sia caduto dal terreno mentre era a bordo del mezzo, ha sbattuto la testa ed è rimasto schiacciato. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Erano qua sì quando sono venuta a vedere, però non so come è successo veramente. Il 57enne è stato soccorso da medici e infermieri del SUEM 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata. Intervenuti sul luogo dell'incidente gli ispettori del nucleo Spisal dell'ULSS 2 e i carabinieri. Dolore e lacrime a Treviso per la bimba di 9 anni morta ieri 3 giorni dopo lo schianto in auto a Fagarelle. Le parole del papà, dimesse dall'ospedale la sorellina più piccola e la mamma indagata per omicidio stradale.
penso cosa più importante là tutto il mondo. È un via vai continuo di parenti e amici nel condominio di via Pisa dove viveva la piccola Fevora De Uede Osabie con la sorellina Victory e la madre. Il cuore di Fevora ha smesso di battere dopo 4 giorni di ricovero al Cafoncello dopo lo scontro tra la vettura della famiglia di origine nigeriana e un camion. Sulla porta dell'appartamento un biglietto lasciato da uno dei tanti bambini vicini di casa esprime la vicinanza per quanto accaduto. Dentro la madre, dimessa da poche ore con la figlia più piccola, è circondata e protetta dai parenti che vogliono mantenere il più stretto riserbo su un dolore ancora troppo grande per essere espresso in parole. Sull'uscio è il padre a provare a raccontare questa gravissima perdita. E lei pensa a tutto il modo, lei vuole fare, aiutare tutto il modo, lei vuole fare vuole fare dottore. E lei è dottoressa. Già cominciato a chiamare lei dottoressa, anche lei sorella chiama dottoressa anche, hai capito? Cosa vuoi dire? A scuola andava bene? E lei? Numero 1 là, dico maestra numero 1 lei, troppo forte. Brava a scuola, frequentava la primaria a San Bartolomeo, attenta anche agli altri bambini durante gli incontri della comunità evangelica nigeriana, Fevora ha lottato tra la vita e la morte per 4 giorni prima che il suo cuore si fermasse. Resta da fissare la data del funerale che potrebbe essere celebrato nella sede della comunità evangelica a Quinto. Sul registro degli indagati per omicidio stradale sono iscritti sia il conducente del camion sia la donna alla guida dell'utilitaria. Entrambi i veicoli sono sotto sequestro per verificare tutti i dettagli, a cominciare dall'uso delle cinture e dei dispositivi di sicurezza previsti per i bambini sotto il 1,5 metri di altezza. Il sorriso della piccola Sofia Libralato si è spento a soli 5 anni. Da 2 lottava contro un tumore al cervello che purtroppo non le ha lasciato scampo. Un lutto immenso colpisce 2 comunità per la tragica scomparsa della bimba che viveva con mamma Ilaria, il papà Antonio e la sorellina Anita Scorzè. Il dolore colpisce infatti anche Zerobranco, dove la mamma lavora come dipendente dell'amministrazione comunale. Per il comune della Marca un'altra tragedia dopo quella di Giacomo Gobbo, il 19enne anch'egli figlio di un dipendente comunale morto nell'incidente in moto contro un trattore. In pochi giorni, dice il sindaco di Zerobranco Luca Durighetto, la nostra comunità è stata attraversata da 2 lutti che ci lasciano sgomenti. Davanti alla morte di 2 giovani vite, una bambina e un ragazzo, ogni parola rischia di essere insufficiente. A nome dell'amministrazione comunale, dei dipendenti dell'intera comunità di Zerobranco, desidero esprimere tutta la nostra vicinanza alle famiglie Libralato e Gobbo. I funerali della piccola Sofia si terranno domani alle 9:30 nella chiesa di Rio San Martino. Ed ora la tragedia di Pietro Monici, il 38enne travolto ed ucciso dalla caduta di un albero mentre stava pescando sul fiume Botteniga a Treviso, disposte 2 perizie per accertare le responsabilità. La prima perizia dovrà fare chiarezza sulle condizioni reali del pioppo che è crollato, travolgendo e uccidendo Pietro Monici, 38 anni. La seconda invece dovrà stabilire chi avrebbe dovuto controllare ed effettuare la manutenzione di quell'argine del Botteniga. Accertamenti richiesti e disposti dal pubblico ministero Gabriella Cama. Nel mirino degli inquirenti anche le numerose segnalazioni dei residenti che avevano avvisato e comunicato con lettere e mail il pericolo della pianta ormai deteriorata. La tragedia si è consumata in un attimo poco prima delle 19 a Treviso lo scorso 9 aprile. Pietro era andato sull'argine assieme ad un amico, volevano pescare nel fiume Botteniga. Ad un tratto il crollo del pioppo che si è letteralmente sradicato crollando a terra. Una parte del tronco ha colpito mortalmente il 38enne senza lasciargli scampo. Il fusto sarebbe stato interamente scavato e completamente marcio. Una tragedia che poteva essere evitata? La procura vuole fare chiarezza proprio su questo. Si dovrà far luce sulle rispettive competenze tra il comune di Treviso e il genio civile e soprattutto se le segnalazioni dei cittadini fossero state tenute in considerazione. Non solo, ma vista la pericolosità ed il rischio di caduta, fra gli interrogativi anche il motivo per cui non fossero state prese delle precauzioni e la zona recintata per evitare quello che poi è purtroppo accaduto. Per ora il reato ipotizzato rimane omicidio colposo.
Sabato 27 giugno alle 10 nella chiesa di Spresiano l'ultimo saluto a Michele Masetto, l'ex carabiniere settantenne morto giovedì scorso dopo essere caduto nel canale mentre era impegnato a tagliare l'erba vicino alla sua abitazione. Venerdì alle 18 invece un momento di preghiera in ricordo di Masetto con la recita del Rosario. Continua il giro di vite della Guardia di Finanza di Treviso sugli acquisti online di droghe sintetiche, soprattutto dall'Olanda. Nelle ultime ore le Fiamme Gialle hanno intercettato e sequestrato in tutto dei plichi con all'interno oltre 400 grammi di sostanze psicotrope sintetiche, metadone, metanfetamine, monkey dust, 6 le persone denunciate. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio. Potrebbe slittare a fine estate l'installazione delle barriere al Park Dal Negro, dove permane una situazione di degrado che ha spinto il sindaco Conte a chiedere un incontro al prefetto. Materassi, coperte, abiti, giacigli di fortuna di chi non ha un'alternativa dove vivere. Park Dal Negro, le immagini girate in mattinata mostrano ancora una situazione di degrado agli ultimi piani dove le auto lasciano spazio ai senza tetto. Qualche giorno fa nuovo sopralluogo del sindaco Conte. È una situazione inaccettabile, intollerabile sotto tanti punti di vista, sia umano nei confronti di queste persone, ma anche da un punto di vista del decoro e da un punto di vista sanitario. Nei prossimi giorni provvederemo per l'ennesima volta a pulire, sanificare, invitare i ragazzi ad andare in altro luogo per riposare, però chiedo anche a gran voce al prefetto di trovare una soluzione, perché insomma noi siamo ovviamente pronti a collaborare, però credo che bisogna mettere la parola fine a questa situazione. Ho anche sollecitato l'installazione delle chiusure alla proprietà, ci avevano garantito che prima dell'estate sarebbero state installate, oggi ci dicono che ci sono dei ritardi dovuti al mancato reperimento delle tecnologie da installare. Nei prossimi giorni il primo cittadino incontrerà il prefetto, mentre potrebbe slittare a fine estate l'installazione delle barriere. Mi dispiace per i miei cittadini, evidenzia Conte, ma anche per gli stessi ragazzi costretti a vivere così. Magari hanno anche pagato per venire a vivere in un parcheggio, sono io il primo a essere dispiaciuto, però è altrettanto vero che così non può funzionare e quindi nei prossimi giorni interverremo nuovamente, quindi tutti coloro che hanno fatto polemica l'altra volta spero che questa volta se la risparmino. Una soluzione che per il sindaco deve ricercarsi a livello nazionale in una regolazione dei flussi migratori. Stanno arrivando troppe persone nel nostro territorio, il comune di Treviso è in prima linea da un punto di vista dell'accoglienza, però arriva il momento dove bisogna dire basta e quindi per dire basta serve anche il sostegno da parte degli enti superiori, mi penso al governo, quindi attraverso il prefetto, però Treviso ha dato, sta continuando a dare, però in questo momento noi diciamo basta. Era stato chiuso dopo l'aggressione di un volontario da parte di un ex ospite. Dopo 40 giorni, ieri sera ha riaperto il refettorio della Caritas. Una sorveglianza privata e l'accesso al cancello. Con questi accorgimenti volti a ridurre il rischio per gli operatori ha riaperto dopo 40 giorni il refettorio della Caritas. Il servizio mensa si era difatti fermato solamente per una settimana dopo l'aggressione di un volontario colpito al volto con un coltello da un ex ospite. Dopo questa pausa momentanea, infatti, la consegna dei pasti era ripresa in orario serale in modalità da asporto. È riaperta dopo questo tempo l'accesso alla sala, diciamo con le gambe sotto la toga, come si dice da noi. Sono arrivati alla spicciolata, sono entrati un po' increduli e sorridenti, anche i più riservati quando hanno capito che si tornava a mangiare nel refettorio, racconta un operatore. L'obiettivo di Caritas non è solo quello di ripristinare il servizio negli spazi adibiti a mensa, ma anche con la possibilità di relazione, con la possibilità di ascolto e di incontro. E questo è senz'altro molto più possibile se ci sono le condizioni per poterlo fare in un luogo custodito e accogliente.
Ed ora parliamo del maltempo che sta colpendo e che ha colpito anche ieri sera la Marca, fulmini, pioggia e vento. Colpita la Marca il quartiere del Piave, a Conegliano, scoperchiato il tetto di un condominio. D'un tratto tutto è caduto, è volato sopra, da sopra proprio. Ero spaventata, molto spaventata, però ho urlato un po'. Dopo ho pensato solo ai miei bambini che sono andata a prenderlo e sono tornata, ho visto vigili e tutto, però sono salita. Il cielo che si fa buio tutto d'un tratto, il vento che si alza fortissimo e nuvole che non promettevano niente di buono. Erano da poco passate le 8 di sera quando la signora ha visto arrivare il maltempo e ha subito pensato di andare a prendere il figlio che stava giocando nel parchetto non lontano da casa insieme agli amichetti. Mai si sarebbe aspettata di trovarsi davanti le lamiere del tetto del condominio dove abita, nel trilatero tra via Friuli e via 24 Maggio a Conegliano. Ho visto qua anche gli alberi che sono lì e questi sono proprio caduti vicino a me. A quel tempo non c'era nessuno, dopo sono iniziate ad uscire dal palazzo e dal balcone. Ho sentito quando ho visto arrivare pompieri. Preso paura? Tanta. Nessun danno alle auto in sosta nel parcheggio adiacente al palazzo, a salvarle le fronde degli abeti, nessun ferito. Per quanto riguarda gli spazi pubblici devo dire che i danni sono stati limitati al minimo, tutta la potatura e tutte le operazioni che abbiamo fatto sulle alberature coneglianesi fortunatamente hanno dato i loro frutti, per cui le analisi sono state fatte, gli alberi più problematici sono stati abbattuti e sostituiti con altre alberature e abbiamo visto che questo almeno in questo momento è stato sufficiente. Maltempo che nelle scorse ore ha colpito tutto il Veneto orientale provocando disagi per forti piogge e vento, 45 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Marca, criticità a Cordigliano dove le raffiche di vento hanno provocato il cedimento dell'impalcatura installata per i lavori di ristrutturazione del municipio. Nel Monte Bellunese il vento ha sollevato e fatto precipitare alcune tegole dei tetti di diverse abitazioni, segnaletiche stradali e alberi caduti tra San Vendemmiano, San Fior, Cappella Maggiore. A Nervesa della Battaglia un uomo è caduto nel Piave ed è stato soccorso dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Piogge e vento che hanno causato forti disagi alla viabilità soprattutto lungo la Ponte Banna tra Susegana e Ponte della Priula. Ed ora la politica e la guerra interna. Forza Italia nella Marca, nei prossimi giorni l'incontro con i vertici regionali di Forza Italia per discutere la linea da adottare. Siamo tutti in bilico sempre, io penso che la politica debba continuamente farsi delle domande. Io sono segretario di questo partito da molti anni, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro sul territorio, penso anche che, ripeto, ci siano sfide importanti, per cui si parla di posizionamenti regionali, provinciali, siamo un partito in evoluzione il nostro e sono contento che sia così perché vuol dire che comunque ci sono tante persone nuove che si affacciano. Resta ottimista e positivo il coordinatore provinciale di Forza Italia Fabio Chies, dopo che nelle ultime tornate elettorali il partito ha visto un crollo di preferenze in Veneto e nella stessa Marca. Incassa ma spedisce al mittente con fare sornione come nello stile dell'azzurro sindaco di Conegliano a chi lo considera in bilico nella sua posizione all'interno del partito. Si susseguono gli incontri con gli amministratori del territorio, i forzisti che resistono ai vertici nonostante l'ascesa dei partiti della coalizione di centrodestra, fra tutti Fabio Maggio, Emanuele Crosato e altri consiglieri comunali e non. Presto anche un appuntamento con i vertici regionali per dettare la linea del partito in vista delle prossime elezioni. Nei prossimi giorni ci confronteremo anche con i livelli regionali per capire qual è la struttura con cui procedere nei prossimi mesi. Vogliamo rilanciare il partito, fare un'operazione sul territorio. In questi giorni qua ci confronteremo anche con regionali per vedere quali possono essere le soluzioni migliori, sempre nell'ottica di un partito Forza Italia che è un partito che deve radicarsi sul territorio. Questa mattina la discussione della tesi dei primi 11 laureandi del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Padova con sede a Treviso. Signora Martina Gerardini, la Commissione ha valutato la sua tesi di laurea, il curriculum di studi e attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode.
Martina Giraldina è la prima laureata al corso di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella sede di Treviso. Un'emozione resa ancora più forte dalla giornata definita da tutti storica. Oggi voi siete i primi, le prime e i primi a laurearsi qui a Treviso, a dare forma concreta a questo progetto, a contribuire a costruire un legame tra università e territorio che continuerà a crescere nel tempo. Lei, insieme ad altri 11 laureandi, ha discusso la tesi nella splendida cornice di Santa Caterina nella prima sessione di laurea che proclamerà nel corso della settimana 35 nuovi dottori. Sono stati 6 lunghi anni, complicati, però mi hanno dato tante soddisfazioni. E tutto lo sforzo è stato ripagato. Una scommessa nata 7 anni fa, quando gli iscritti erano 60. L'abbiamo fatto in un momento non facilissimo perché eravamo in pieno Covid, per cui tutto l'accreditamento anche ministeriale è avvenuto in maniera un po' peculiare, e poi finalmente siamo partiti e oggi con orgoglio abbiamo i primi laureati, o meglio oggi le prime laureate in medicina e chirurgia qui nella nostra sede di Treviso. E questi sono i primi ragazzi, e soprattutto le prime ragazze, sono il 75% delle laureande che hanno fatto il corso di laurea completamente a Treviso, e questo ci dà un grande onore. Strategica e vincente la decisione di portare sul territorio a Treviso il corso di medicina e chirurgia. Favorisce naturalmente l'accesso agli studi, ma anche favorisce l'idea che poi ci si possa incardinare in un territorio che si conosce e che si ama, per poi sviluppare la propria attività professionale. È importante avere l'Università di Padova qui a Treviso, e diventa un bacino sul quale noi dobbiamo costruire il nostro futuro. Per Martina, che sogna un futuro in pediatria o endocrinologia e non esclude di continuare a lavorare al Cafoncello, e per tutti gli altri laureati inizia ora un nuovo percorso professionale e di vita. Che possiate essere medici competenti, certo, ma soprattutto medici capaci di fare la differenza nella vita delle persone. Grazie e congratulazioni a tutte. Ed ora siamo giunti alla nostra pagina da Belluno e provincia. La provincia di Belluno entra nello stato di preallarme siccità, pronti a scattare divieti e ordinanze sull'utilizzo dell'acqua se non dovessero verificarsi precipitazioni significative. Non siamo ancora ai livelli del 2023, quando si arrivò a un passo dalla razionalizzazione dell'acqua potabile, ma l'uscita da una primavera meteorologicamente anomala e siccitosa inizia a destare preoccupazioni. Rispetto alla media trentennale del 1991-2020, sul territorio del Veneto le precipitazioni sono calate del 35%, quinto anno più siccitoso di sempre, con una quantità di neve fresca a 2000 metri pari al meno 45% e una risorsa idrica che ne deriva già esaurita alla fine di maggio. Non solo, con la colonnina di mercurio mediamente 1,6 gradi sopra la media, è stata la seconda primavera più calda dall'inizio degli anni 90, con il più alto numero di giornate di caldo anomalo mai registrato. Inevitabili le conseguenze alle sorgenti degli acquedotti, che rilevano una portata già dimezzata, da qui lo stato di preallarme siccità diramato dal Consiglio di Bacino delle Dolomiti Bellunesi. Abbiamo diviso per fasce i momenti di criticità. Noi siamo in bianco, stiamo arrivando pian piano però alla zona gialla, e lì usciranno probabilmente le ordinanze con delle indicazioni su quello che si può fare e no, E inoltre va ben detto che i temporali che in questi giorni affliggono il territorio non hanno alcun apporto, in quanto tempeste di questo tipo non creano un miglioramento. Dall'Assemblea dei Sindaci l'invito è quello a un uso consapevole della risorsa, non ancora tradotto in ordinanze e divieti, ed è pure destinato a una regolamentazione più stringente nel caso continuassero a non verificarsi precipitazioni continuative nei prossimi giorni. Evitare magari bagni, fare docce magari un po' più brevi se si riesce, evitare di avere magari rubinetti che espandono, e quindi bisogna cercare di fare economia dell'acqua, un bene prezioso. In uno scenario che sembra ormai inevitabilmente tendere verso caratteristiche climatiche sempre più estreme e disponibilità idriche più risicate, con la necessità di elaborare strategie di risoluzione concrete nel più breve tempo possibile. Questo è
lo scenario di oggi, ma presumo che sarà anche quello del futuro, una sempre maggiore attenzione alla risorsa e soprattutto trovare anche il modo per accumularne, perché noi oggi ne abbiamo tanta magari che se ne va, no? Perché diciamo la perdiamo nei fiumi, insomma, nelle fontane e quant'altro, invece dovremmo anche incominciare a pensare ma dove la mettiamo nel caso in cui non ne arrivi più tanta, no? È tutti i ragionamenti che noi sindaci stiamo facendo e monitoriamo attentamente i fenomeni. Di fronte alla prefettura di Belluno la protesta contro il piano casa approvato alla Camera. Non protestiamo contro la destinazione di 970 milioni di euro per un piano casa nazionale, sicuramente diciamo che sono pochi perché l'emergenza che ha il Paese sul tema abitativo è molto più ampia. Misure inefficaci, fondi insufficienti, svendita del patrimonio immobiliare pubblico agli interessi dei privati. Il piano casa approvato lunedì alla Camera con 168 voti favorevoli alla fiducia non convince i sindacati di Sunia e CGIL riuniti in presidio nelle piazze di tutta Italia per combattere una misura giudicata condivisibile negli intenti ma non nelle modalità di attuazione. Ne esempio la destinazione di quasi 1 miliardo di euro per il recupero di 60.000 alloggi attualmente inabitabili. Perché per esempio una percentuale di quegli alloggi che verrebbero ristrutturati, noi stimiamo che saranno al massimo la metà di quelli ipotizzati, verrebbero addirittura poi successivamente venduti nel mondo privato senza avere una capacità di risposta vera e propria per chi ha bisogno di una casa in affitto. L'emergenza abitativa è grave anche in provincia di Belluno, con aumenti dei canoni di locazione che dal 2018 ad oggi si attestano dal più 31% nel capoluogo fino al più 96% a Pieve di Cadore, a fronte dell'oltre 40% di case sfitte nel territorio della Valbelluna e addirittura ben oltre il 50% nei territori più periferici. Mancano le abitazioni in affitto, le case ATER dovrebbero essere sistemate, quindi ci devono essere le risorse per metterle a posto e soprattutto dovrebbe esserci più residenzialità pubblica. A Belluno peraltro abbiamo bisogno anche di lavoratori nel pubblico impiego, all'INPS, all'INAIL, nei tribunali, abbiamo bisogno di insegnanti, sono tutte persone che devono trovare un affitto, che non lo trovano e quindi non verranno a Belluno. Per i sindacati le soluzioni ci sono, quello che manca è la volontà di metterle in pratica. Si possono rendere disponibili più case dando un fondo di garanzia per la tranquillità dei proprietari se succede qualcosa, si può appunto avere più patrimonio pubblico, quindi non svenderlo ai privati ma incrementarlo e anche fare qualche cosa per gli affitti brevi, perché se conviene di più affittare un mese d'estate che tutto l'anno, va da sé che tanta parte delle case che sarebbero disponibili vengono utilizzate così. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.